Noi oggi attrezzeremo un primo traverso, che è la parte un po' più esposta, e l'attrezziamo con una corda fissa perché quella poi permetterà alla squadra, a chi viene dopo, carico di materiali, corde, barelle, tutto ciò che ci interessa per il soccorso, devono avere un qualcosa che gli aiuta e gli dà sicurezza per passare i punti un po' più delicati e esposti. Poi raggiungiamo l'infortunato, o comunque la verticale sopra appena spostata rispetto all'infortunato, e da lì organizziamo un ancoraggio. L'ancoraggio può essere chiaramente un collegamento di più punti saldi, che possono essere chiodi battuti col martello, oppure dei tasselli che mettiamo adesso con gli avvitatori, con i trapani, insomma con la tecnologia di ora. Li colleghiamo e creiamo un ancoraggio solido, fisso, che ci permetta poi di poter calare le persone e raggiungere chiaramente il luogo dell'infortunato. Ci saranno degli operatori che verranno insieme alla barella calati, si andrà a recuperare la persona che si è infortunata e poi chiaramente si raggiungerà a terra. Dove c'è la possibilità arriva l'ambulanza, ma il più delle volte in montagna arriva l'elicottero, e l'elicottero alle volte riesce ad operare da solo, e invece oggi vedremo che sarà determinante il lavoro fatto a terra dalla squadra per poi consegnare il paziente, il ferito, diciamo, all'elicottero, e lo vedremo in un secondo tempo, quando la barella oggi arriverà a terra. E quando sarà a terra ci saranno due dei nostri che aspetteranno l'intervento dell'elicottero, che con l'uso del vericello prenderà la barella e poi andranno in ospedale. Allora, abbiamo un infortunato sulla Witzmann, quindi adesso dobbiamo procedere. Da qui andiamo fino al rifugio Lavaredo, dove dovrebbe arrivare l'elicottero. Allora, l'infortunato ha probabilmente un arto inferiore rotto. Allora, Corrado e Sonia, prendete lo zaino sanitario, voi vi preoccupate di fare una prima esamina dell'infortunato. Michele e Filippo, voi attrezzate la cingia con la corda fissa e preparate l'ancoraggio. Franco e Angelo, voi andate al rifugio Lavaredo e aspettate l'elicottero. Ci coordiniamo dopo per l'operazione. Allora, elicottero canale 1, la manovra su canale 2 e mettiamo Paolino in base canale 3. E tu ti preoccupi dei collegamenti con l'elicottero. Perfetto. E dopo vediamo come funziona. Comunque l'importante è raggiungere al più presto l'infortunato, e voi ci darete subito delle informazioni su come sta. Allora, così mettiamo via la fissa e andare via sulla Volete su leggeri, fate una bella fissa, così dopo noi creiamo col materiale, veniamo tranquilli. Filippo, pariccio il materiale subito, ok? Così partono tutte quante carichi. Facciamo una prova radio prima di partire. Tutto a posto, tutto chiaro? Sì, sì. Boh, andiamo, via. Andiamo, via. Punto Frida. Allora noi adesso decolliamo, tienimi libero il cellulare. Quindi quando arriva l'elicottero, quando ne siamo pronti, sì, per darle via alle squadre. Ecco, l'infortunato è lassù e c'è già pronta una squadra che sta attrezzando l'ancoraggio per la calata. Radio, forte e chiaro. Anche per noi. Mi pare che la piazzola sia pulita, interrogativo, passo. Sì, non c'è problema per quello.
stiano salendo in giro. Va mai ferma, quella... Floria, ci leghiamo? Ci leghiamo? No, vi vincolate qui. No. Ok. Va bene, super. Sulla schiena vai. Televisione ufficiale passa in sulle Roma in campo con due su allo stesso tempo no appunto no ma vada come il doppio del peso però la partita guarda l'ultimo Angelo dopo guarda
darvi, se vuoi, un buon effetto dalla barella. Più vi avvicinate, più ci si incasina. Allora, se voi fate partire il drone, noi qui siamo pronti alla calata. Dammi ricevuto. Guarda tu. Farò vedere sul drone. Sì, allora la nostra stazione fa periodiche esercitazioni nel periodo invernale e periodo estivo, proprio per prepararci a qualsiasi evento o soccorso in qualsiasi luogo e condizione del nostro territorio. E ogni anno a livello regionale ogni volontario fa 143 ore di formazione, quindi un numero notevole. Ottimo, distanziati e lei lavora. Mi scusa fuori. Ne ha su 2. L'esercitazione di oggi è stata realizzata con l'elicottero Airbus EC-145T2 in dotazione al SUEM. È un velivolo che si presta molto bene a questa tipologia di manovre in montagna. Ha un'alta capacità di sollevamento e soprattutto è molto agevole per quel che riguarda il carico e scarico delle persone e anche dei feriti. È interessante notare che nella coda di questo elicottero abbiamo una sorta di carter che protegge il rotore di coda, che è una delle parti più delicate e più pericolose dell'elicottero. Un'attività sanitaria intorno al paziente, lì devi mantenere la calma e magari è più il dopo soccorso che ti fa ripensare a tante cose. Cioè c'è bisogno sia della parte tecnica, di gente preparata agli ancoraggi, alle soste, e sia di gente preparata a assistere proprio il ferito, stabilizzarlo per poterlo poi accompagnare al più vicino posto di pronto soccorso o assegnarlo all'equipe avanzata. La nostra attività si svolge spesso di notte con brutto tempo e non è così visibile anche perché noi non è che ci teniamo alla visibilità, noi ci teniamo a raggiungere il risultato che è salvare le vite umane, questo è il nostro compito. Perché ci tenevo molto sia a valorizzare innanzitutto voi uomini di montagna e soprattutto abronzani che mettete a rischio la vostra vita per salvare le vite degli altri. Grazie Tatiana e grazie a tutti. Ora!
Sono contento.